lasciare semplicemente con una suggestione su quello che è invece il contenuto della villa. Mi sembra di capire che voi siate per lo più degli architetti. Qui adesso parleremo invece della villa come luogo della cultura, come insieme di luoghi di cultura, così anche come definiti dal Codice dei beni culturali, ovvero un complesso monumentale, ma un museo, una biblioteca, un archivio, perché questa villa conserva una bellissima, importantissima biblioteca, un interessantissimo archivio, ha delle collezioni di beni di grande rilevanza che non sono sufficientemente conosciuti e di cui io mi sono occupata a partire ecco, la villa, avete saputo, è stata comperata nel 2005, io comincio a occuparmi di cultura alla fine del 2005, quindi trovo subito in regione questa nuova proprietà. Allora ero direttore della direzione beni culturali, quindi mi occupavo proprio del patrimonio di beni e quindi iniziamo da lì a prendere cognizione del patrimonio contenuto da questa villa e delle sue condizioni soprattutto di conservazione, che non erano ottimali, soprattutto per quanto riguarda la biblioteca. Quindi consapevoli dell'onere che ovviamente ci viene dall'essere proprietari di un patrimonio così importante, onere peraltro che la Fondazione Ghirardi ha voluto sancire anche nel contratto di compravendita, cioè legati a dei precisi obblighi non solo di conservazione ma anche di valorizzazione del patrimonio. Quindi anche se fossimo stati degli responsabili, cosa che non siamo, ci saremmo dovuti occupare di questo patrimonio e così abbiamo fatto. Quindi per quanto riguarda qui vedete alcune slide rappresentative appunto di questo sistema di beni, ora cominciamo un pochino a vedere la biblioteca. Allora, la biblioteca, vi dicevo, era la collezione che aveva forse più bisogno di tutela, di restauro. C'erano libri impolverati, in disordine, la catalogazione era relativa, molte opere erano smembrate e quindi siamo intervenuti in questo senso con la collaborazione della biblioteca Lavigna di Vicenza, che forse alcuni di voi conosceranno, ma sono stati un valido supporto per queste attività, soprattutto di catalogazione e di restauro. Quindi è stata avviata l'inventariazione, il riordino, la catalogazione scientifica. Ora la catalogazione della biblioteca ora, insomma da tempo, da allora, è presente nel sistema SBN, quindi nel polo regionale delle biblioteche, è consultabile a livello, è un sistema nazionale consultabile anche dall'estero. Infatti io credo che i gestori della villa potranno confermare che insomma le richieste di studiosi, di appassionati, adesso che questo patrimonio è visibile, ci sono, perché ci sono effettivamente dei beni interessanti. Qui vediamo degli esempi di come erano del patrimonio contenuto. Ad esempio c'è una bellissima parte di cinquecentine che sono state restaurate nel 2010, a partire dal 2010. Ecco, le suggestioni che io vi vorrei dare sono sul contenuto della biblioteca, perché una raccolta libraria è una raccolta che testimonia degli interessi, delle propensioni dei proprietari, di chi questa raccolta la mette in piedi. Il nucleo più rilevante qualitativamente e quantitativamente di questa biblioteca risale a Paolo Camerini, ne abbiamo sentito parlare prima, a cui si aggiunge un nucleo più recente invece di argomento medico, che viene invece dalla Fondazione Ghirardi, il successivo proprietario. Paolo Camerini eredita molto giovane cospicue proprietà e la villa, di cui il padre Luigi aveva avviato l'opera di restauro, con l'intento però di rinverdirne i fasti tardo seicenteschi, legati soprattutto al procuratore di San Marco, Marco Contarini, di cui pure abbiamo sentito parlare prima,
che l'aveva resa famosa, aveva reso famosa questa villa. L'azione di Paolo Camerini quindi non si limita alla villa, ma include un ambizioso programma agricolo industriale che si riflette proprio nella biblioteca. Questo programma agricolo-industriale è destinato a mutare profondamente la fisionomia di Piazzolla, come abbiamo sentito nel corso di tutta questa giornata. Paolo Camerini fu anche un politico sia di livello locale che nazionale, che salendo alla Camera tra le file dei liberali progressisti dal 1903 al 1913. Fra tutte le collezioni promosse, quella libraria fu la sua preferita. Fu lui stesso un apprezzato studioso della stampa italiana delle origini, pubblicando dei lavori sui Giunta e sui Giolito e acquistando anche importanti edizioni antiche e acquisendo cataloghi dagli antiquari da cui comprava, a loro volta, che sono pubblicazioni molto rare, anche i cataloghi sono molto, molto importanti. La biblioteca cameriniana fu dichiarata di eccezionale interesse culturale nel 1944, quindi in piena seconda guerra mondiale, ma cospicua parte delle collezioni fu poi trasferita nella residenza di Montruglio della famiglia Camerini. A un certo momento la biblioteca fu smembrata e parte finì appunto nella residenza di Montruglio, dove si trova ancora oggi, prima dell'acquisizione della villa e dei beni che vi sono conservati da parte della regione. La storia della tipografia italiana era una storia molto amata da Paolo Camerini, anche perché rappresentava l'eccellenza del passato italiano nell'editoria, e proprio questo nucleo librario è stato considerato l'aspetto eccezionale della biblioteca e il motivo che portò alla sua dichiarazione di eccezionale interesse nel 1944. La fierezza di Paolo Camerini per l'editoria italiana e l'intervento dell'allora Soprintendenza Bibliografica del Veneto in pieno conflitto mondiale sono spunti di seria riflessione sugli investimenti e sul ruolo delle istituzioni di oggi in materia di cultura. Vediamo uno dei diversi documenti acquisiti sulla notifica delle biblioteche e sulle sue complicate vicende, che consentirono comunque il trasporto dei libri presso la Biblioteca Marciana di Venezia durante le ultime fasi della guerra, ovviamente in funzione di salvaguardia, e probabilmente la loro conservazione fino a noi. Oltre a ciò, però, quanto rimane oggi a Piazzolla è di assoluto interesse se siamo disposti a superare l'obsoleta equazione antichità uguale pregio. Con questo vogliamo dire che nella biblioteca sono conservate sì cinquecentine, sì libri di pregio, ma ci sono anche degli spunti piuttosto interessanti. La biblioteca infatti non ha solo attualmente un valore bibliografico intrinseco, ma è essa stessa un documento eccezionale di questa straordinaria figura di imprenditore, intellettuale e patriota nel senso più profondo del termine, e anche rappresenta i gusti della sua famiglia, che vi è riflessa non solo negli aspetti più formali ma anche in quelli più intimi e quotidiani. Infatti, accanto a opere di agraria, economia e diritto necessarie al buon amministratore infondiario e imprenditore, e questo lo capiamo da tutto quello che abbiamo sentito della storia della villa di oggi, ci sono anche pubblicazioni effimere, realizzate con materiali di scarsa qualità, non destinati a durare, perciò spesso perduti o non ancora catalogati nelle stesse biblioteche pubbliche. Qui potete vedere Carolina Invernizio, non so voi, ma io ricordo mia mamma che me la citava sempre Carolina Invernizio, no? Come esempio di una certa letteratura. Infatti ci sono libri divulgativi, manuali del tardo Ottocento e del primo Novecento, che sono ora rari e anche richiesti per motivi di studio, e non mancano libri di evasione, come letteratura d'appendice e di avventura, molto ricercata ora per le scarse copie sopravvissute. Sono quasi libri usa e getta, come capita adesso ad alcune collane da edicola, ma che qui ancora
ancora conserviamo fortunatamente. Poi ci sono i libretti d'opera. È poco nota la raccolta di libretti delle opere che venivano rappresentate nel parco della villa, molti dei quali con annotazioni manoscritte dei camerini e informazioni aggiuntive sulle loro rappresentazioni in loco, quindi sono dei testi veramente interessanti. Molte contengono pregevoli illustrazioni e sono ancora da studiare approfonditamente. E ci sono alcune curiosità, come i libretti di 2 diverse opere, famose nell'Ottocento e poi dimenticate, probabilmente giustamente dimenticate, ma riportate alla notorietà da Camilleri. Io non so se voi avete letto il Birraio di Preston, però è un gustosissimo libro, non della serie Montalbano, degli altri di Camilleri, che racconta la storia di quest'opera che adesso francamente non mi sento di infliggervi, anche se è carina come storia, perché vabbè, ve la riassumo proprio sinteticamente. Nel libro di Camilleri ci si riferisce all'episodio in cui il prefetto di Caltanissetta impose la rappresentazione dell'opera Birraio di Preston per l'inaugurazione del teatro locale. Lì venne fuori una rivolta perché la gente del luogo non la sentiva una propria opera, ci fu veramente una rivolta, in realtà poi spinta dai mazziniani, che finì, come dice Camilleri, a schifio. Ecco, quindi qui si parla proprio di questa. In biblioteca qui abbiamo i libretti delle 2 opere che riguardano il Birraio di Preston, questa così come curiosità, anche per farvi venire voglia un pochino di frequentarla, questa biblioteca, eventualmente di conoscerla meglio. Vi salterei alcune cose e andrei un po' a quello che successe nel 2012 con il terremoto, che credo fosse quello che si è fatto sentire molto in Emilia-Romagna, ma che anche qui ha prodotto un suo qualche effetto, soprattutto sulla biblioteca che avevamo cominciato a prendere in mano e che abbiamo poi dovuto riprendere, perché è finito da poco questo lavoro di riordino, catalogazione, conservazione e restauro. Succede appunto questo terremoto che provoca dei danni alla biblioteca e all'archivio. Per poter dar corso ai lavori di restauro si dovettero spostare l'archivio e parte dei libri, che furono protetti da sacchi di nylon in atmosfera modificata, che oltre alla loro protezione hanno avuto anche la funzione di disinfestare da eventuali parassiti, che comunque è un'operazione che si deve fare. In quell'occasione abbiamo rivestito il duplice ruolo di proprietari del bene, ma anche di soprintendenza archivistica, che ricordo è una funzione che la Regione ha esercitato delegata dallo Stato fin dagli anni 70 fino al 2015. Non è una cosa... ho detto archivistica, volevo dire se ho detto archivistica volevo dire bibliografica, quindi dagli anni 70, dall'inizio delle regioni fino al 2015, anno in cui improvvisamente fu tolta la delega, la competenza di soprintendenza bibliografica è stata esercitata dalle regioni, quindi insomma in questa duplice funzione siamo intervenuti. Esiste anche un archivio assolutamente interessante, perché ovviamente documenta le storie delle famiglie sia Contarini che Camerini, la storia della villa, archivio anche questo riconosciuto prima di interesse locale dalla Regione nell'anno 2000, prima quindi di diventarne poi i proprietari, e che è poi stato riordinato e inventariato con la collaborazione della soprintendenza archivistica. Sono stati realizzati alcuni interventi di tutela sul materiale e soprattutto sono state restaurate e digitalizzate delle interessantissime mappe. Ci sono delle mappe contenute in archivio, non so se magari qualcuna di quelle che sono state mostrate nel corso della giornata venissero da lì, però anche questo è un patrimonio assolutamente interessante. C'è un'altra cosa
poco conosciuta, un'altra collezione poco conosciuta ma assolutamente di interesse, che è quella di gessi. Ci sono gessi sparsi un pochino in tutta la villa. Vi invito, uscendo, forse non so se l'avete notato, ma entrando ci siete passati sicuramente davanti, c'è un Bistolfi qui nelle sale che vi portano alla Galleria delle Conchiglie. Non sto a descrivervi la gipsoteca perché ne abbiamo fatto una pubblicazione, quindi chi fosse interessato può comunque approfondirne la conoscenza. Anche qui questa raccolta di gessi dice molto dei gusti dei camerini, che ne furono molto spesso committenti, e del loro gusto collezionistico e comunque del gusto dell'epoca, quindi è comunque un settore che si può approfondire. Fra le attività, ecco, ad esempio, quello che vedete a destra è la pubblicazione proprio sui gessi. Ecco, in funzione di valorizzazione della villa abbiamo sostenuto ovviamente diverse pubblicazioni. Quelle due a destra sono quella sui gessi e quella più genericamente, insomma, la guida alla villa, una piccola guida alla villa. Sono state realizzate sempre perché la villa è il luogo di cultura, deve essere anche luogo di promozione di cultura, diverse mostre. Qui abbiamo messo solo due esempi: il Veneto di Alinari nel 2010 e un'interessante mostra fotografica sui fratelli Beato che fu fatta nel 2012. Insomma, una villa che, come avevo capito, impegnativa, ma ricchissima di patrimonio, che ci impegna moltissimo, ma volentieri lo facciamo per promuoverne la conoscenza. Uscendo, guardate questo Bistolfi, che è il sogno, secondo me è un'opera bellissima.